25 profughi arriveranno nella Marca questa notte, altrettanti nelle serate di martedì e mercoledì. La nuova ondata di sbarchi di migranti sulle coste della Sicilia e le migliaia di disperati pronti a partire dalle coste libiche stanno mettendo in crisi il meccanismo dell'accoglienza. Le regioni del nord alzano le barricate, il governatore Zaia ribadisce la sua posizione. La mia solita posizione è quella di dire di no perché abbiamo già dato. Il Veneto dice no ai nuovi arrivi, anche se Zaia non si spinge a rilanciare la provocazione del governatore lombardo Maroni, che ha annunciato tagli ai fondi ai comuni che accoglieranno i profughi. Una questione che non si presenta nei nostri territori, visto e considerato che il Presidente della Regione, sindaci e ovviamente anche qualche prefetto dicono di no ai profughi. Intanto però, mentre sul tema si infiamma il dibattito politico, il premier Renzi pensa ad incentivi per i comuni che accolgono, i migranti continuano ad arrivare e se per i 25 profughi che giungeranno nella Marca stanotte una sistemazione è stata trovata tra Treviso e Vittorio Veneto, per i prossimi ancora non si sa. La situazione attuale vede già le strutture di accoglienza che sono piene e quello che preoccupa è che si sta ancora una volta affrontando questa situazione come qualcosa di emergenza, ma dobbiamo tenere presente che è più di un anno che questi arrivi sono continui. La preoccupazione della Caritas è che il rifiuto all'accoglienza possa portare a conseguenze ancora più gravi. Questa miopia risulta veramente pericolosa a lungo andare, perché gli arrivi non saranno certamente, non termineranno domani e la questione di lasciare queste persone per strada senza accoglienza può veramente ingenerare dei problemi molto gravi. Intanto a Treviso si allarga la proposta avanzata da Abdallah Khezraji, referente delle comunità immigrate, di collocare piccoli gruppi di profughi nelle centinaia di case rimaste sfitte, una formula sperimentata nella Marca con un nucleo di 7 profughi ospitati in un appartamento e seguiti da un'operatrice senegalese e da un mediatore italiano.